Non sias queixa ubbidiente, vai dende salima de su padrone. Una resistenza linguistica ammirevole. Orgosolo non ha abbandonato l'idioma dei padri. La comunità parla sardo con percentuali altissime. Per questo primato da fiero baluardo dell'identità linguistica riceverà il premio Ondras, riconoscimento ideato da Crei Acli e Fondazione Sardegna, per gli attivisti delle lingue minoritarie in Europa. La lingua sarda nel paese di Morales è viva e si parla ovunque. Sono responsabile a Montiu tra dei musulmani, quindi io non mi vedi, però ho bisogno di telefonare. Pensavo stava male, insomma, No, quindi smettita alla distanza. Sì. Beh, si va bisogno poi della moto. Secondo gli osservatori, questa particolare leadership in Sardegna non ha concorrenti. Un riconoscimento molto importante e anche inaspettato. Avevo sentito parlare di questo premio, ma normalmente venivano premiate persone. Il sardo si tramanda alle nuove generazioni come un valore da conservare e difendere. I bambini sono delle spugne che fin da piccoli assorbono tranquillamente una più lunga, quindi parlare il sardo non inficia poi l'apprendimento dell'italiano, dell'inglese o del francese. Si impara dalla famiglia e nessuno si sente inferiore per questo, anzi diamo valore ad ogni lingua per quella che è, perché per noi è sempre sinonimo di identità. E l'identità non è qualcosa per separarti dagli altri, ma per andare e confrontarti con gli altri e apprezzare le altre identità.